Lo facciamo non perché ce lo concede il governo, ma perché abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale. Io spero vivamente di farlo entro fine anno. Autonomia del Veneto, ora il governo dice di fare il referendum, poi ne parliamo. Per alcuni un passo avanti rispetto alla chiusura totale del premier Renzi, per altri solo l'allungamento dei tempi, per evitare che lo scontento dei veneti si rifletta sulle amministrativi di giugno e soprattutto sul referendum di riforma del Senato di ottobre. Ecco perché per i critici il governo dice sì al referendum regionale, ma non lo vuole accorpare a quello costituzionale. Ecco perché invece il presidente della regione insiste per la stessa data. Prima di muovermi annuncio che sto per scrivere una lettera da mandare al governo per chiedere che venga messo in calendario il nostro referendum, quello dei Veneti, con quello nazionale di Renzi. Chiaro anche sulla trattativa che si aprirà in seguito. Per trattativa significa portare a casa competenze e far restare le tasse sul territorio. Se dobbiamo chiudere una partita che non porta nulla ai Veneti, non firmerò mai. Un percorso comunque in salita quello per l'autonomia, anche considerando la variazione costituzionale già approvata a Roma. L'attuale Costituzione ci concede 19 materie sulle quali trattare. La futura Costituzione, quella del referendum di Renzi, le 19 diventano 6 materie. Questo la dice lunga anche su come bisogna votare al referendum di Renzi. L'obiettivo per Zaia è uno solo. Partiamo da un presupposto, che nella Costituzione non è vietato aggiungere dopo la parola Trento e Bolzano Veneto. Ci siamo già capiti.